Herrero la mette dentro, la tiene lì Giuseppe Tagliapietra. Allora c'è dall'altro lato Giovanni Tagliapietra, finta, conclusione sull'esterno, qui Vecchi chiude e poi trova il vantaggio a Breganze con Giovanni Tagliapietra. Qui ha avuto un paio di, insomma, un po' di libertà, diciamo la verità. Giovanni Tagliapietra forse si poteva fare. Giuseppe Tagliapietra, e un'altra ripartenza per Breganze dall'altro lato con Volpe, respinge stavolta Herrero. Ora è un 3 contro 1 per Scandiano che deve provare a concretizzare. Barbieri dentro per Nick Busani, 1-1. Sandro, l'abbiamo detto, le ripartenze sono fondamentali per tutte e due queste squadre. Stato molto bravo, sono stati molto bravi tutti e due. Qui l'errore è abbastanza evidente da parte di Tagliapietra, che aveva praticamente lo specchio della porta libero. Poi qui commette fallo Herrero su Posito, terzo e primo cartellino. Posito contro Vecchi, parte Posito, finta di conclusione, Posito ancora la lascia lì, Vecchi lo ferma, Ancora Tagliapietra che rimane appostato bene, ancora tiro di Loro Barbieri, ancora vola Tagliapietra a impedire, e ora il 3 contro 2 davanti, il gol di Facundo Posito servito da Tommaso Volpe in un contropiede 3 contro 2 che non ha lasciato scampo alla difesa rossoblu, e Breganze torna in vantaggio a 4 minuti e 0-3. Spinta, prova a distendersi Scandiano, Busani dietro per De Nite, fermato però dall'intervento di Antonio Tagliapietra che va dall'altro lato, conclusione, poi Agostini mette dentro per il 3-1 di Breganze. E qui è stata letale la formazione rossonera in contropiede. Bravo Pietro Agostini a crederci. 7 secondi per chiudere l'azione offensiva. De Nite, finta, De Nite, conclusione respinta da Costenaro. Ancora Scandiano che prova a spingere, poi qui il fallo di OK Fisr in diretta in questo momento. Tagliapietra contro Vecchi, Tagliapietra, Vecchi la respinta, 0. Costenaro ancora prova a liberarsi per la conclusione, aggira la porta difesa da Vecchi, recupera Scandiano, Roca verso Barbieri, Barbieri la conclusione, accorciato Scandiano con la rete di Lorenzo Barbieri. Scandiano 2, Breganze 3, time out tra l'altro chiamato, cerca Roca, imbucata per Herrero che non ci arriva, e allora Breganze recupera con Costenaro, cerca e trova Posito solissimo, Vecchi non riesce a intervenire, e qui è ovviamente la situazione migliore per Facundo Posito, ma difesa di Scandiano che è stata